Eccoci qua, buonasera cari spettatori del canale Twitch Scuola Veneto Scacchi e Comitato Regionale Veneto Scacchi. Questa sera siamo partiti un po' in ritardo, ma lo abbiamo fatto di proposito per creare un po' di suspense e nello stesso tempo perché, come dei grandi maestri, abbiamo voluto mettere in difficoltà l'avversario perché nel dubbio magari non capisce bene la cosa. Fatta questa introduzione un po' scherzosa, vorrei dirvi che questa sera abbiamo ancora una puntata, l'ultima puntata del mese, una puntata della rubrica in diretta con il maestro ed è la 12ª puntata delle trasmissioni Twitch della scuola Veneto Scacchi. Questa sera abbiamo con noi il maestro internazionale Alberto Barc del circolo scacchistico, nasce con il circolo scacchistico bellunese e vedremo un po' a conoscere la sua carriera, le sue esperienze e un po' di notizie sulla sua vita e chiedo appunto di introdurlo da parte della regia e saluto Alberto. Ciao Alberto. Buonasera a tutti. Bene. A questo punto abbiamo per la seconda volta un giocatore di Belluno. La prima volta abbiamo intervistato Deborah, sempre del circolo Trichiana di Belluno, e questa volta abbiamo un maestro internazionale. A questo punto vediamo un po' di fare qualche domanda ad Alberto. In questi ultimi 2 anni, 2020 e 2021, molti tornei sono stati annullati. Come tutti sapranno, altri hanno dovuto rispettare i protocolli FSI per la limitazione del virus Covid-19. Comunque Alberto sei riuscito a giocare diversi tornei, ho visto un po' la scheda tua come giocatore, hai giocato 5 tornei nel 2020, Bolzano, Spilimbergo, l'11° Festival Weekend di Bassano del Grappa, poi ancora un torneo weekend di Bassano del Grappa e ben 8 nel 2021, fino a settembre. Quello dell'hotel Sheraton, il torneo Città di Palmanova, il campionato regionale Veneto 2021 e fino ad arrivare senza elencare tutti, al CIS 2021 Serie Master. Ci vuoi descrivere un po' quelli che sono i tornei più importanti e i risultati più rilevanti che hai ottenuto? Sì, certo. Sicuramente sono stato anche fortunato perché vivendo in Veneto comunque nel 2020-2021 sono svolti parecchi tornei, mentre in altre regioni chiaramente erano molti meno, in particolare nel 2020, mentre poi nel 2021 direi che una buona quantità di tornei è tornata a disputarsi. Diciamo che di questi tornei i miei migliori risultati sono sicuramente nel 2021, in particolare poi nella seconda parte, perché un primo ottimo risultato che ho fatto è nella semifinale del campionato italiano assoluto, e dove praticamente è un torneo che bisogna qualificarsi, però è aperto a tutte le categorie magistrali e, cosa più importante, dà accesso alla finale del campionato italiano che giocherò tra qualche giorno, e per qualificarsi bisogna arrivare tra i primi 3. Io sono arrivato secondo a pari meriti col primo, quindi questo già era un ottimo risultato. E poi sono contento anche di aver vinto il weekend di Lonico, che è stato giocato a inizio settembre. E poi in particolare direi un altro grande importante risultato è quello del campionato italiano a squadre, perché come squadra comunque abbiamo una squadra molto competitiva nel Modena, però siamo arrivati secondi, perdendo solo con la favorita Padova in finale, e in particolare io ho vinto anche la medaglia della quarta scacchiera perché ho fatto un ottimo torneo, ho fatto 7 punti e mezzo su 8, quindi ho aiutato anche la squadra e
Sicuramente quindi questo 2021 è stato molto, molto soddisfacente. Sì, ho visto che sei in medaglia d'oro per la quarta scacchiera, e, insomma, un titolo prestigioso. Hai ottenuto tu questo titolo prestigioso e la squadra tua, che insomma arrivare secondi al campionato italiano non è cosa da poco. E, senti, a questi tornei tu hai partecipato con il titolo di maestro internazionale, MI nella dicitura la sigla in italiano e EM nella dicitura internazionale alla fine. Ricordo agli spettatori che il titolo di MI è un prestigioso titolo scacchistico ed è il passo successivo a quello pur importante di maestro FIDE, MF o FM, che dir si voglia nella dicitura inglese. Ci vorresti dire, Alberto, a che età hai acquisito rispettivamente i titoli di FM, maestro FIDE e IM? Sì, ho ottenuto il titolo di maestro FIDE nel 2015, quindi avevo 16 anni, essendo nato nel 99. E sì, diciamo che il titolo di maestro FIDE è tra virgolette un po' più facile perché non ci vogliono delle norme che sono essenzialmente delle performance molto importanti in un certo torneo, di solito tornei internazionali, mentre il titolo di maestro internazionale invece e anche il titolo di grande maestro non necessita di queste norme e quindi poi sono uscito con anche di recente. Ok, ok. Allora, vorrei andare ancora un po' più indietro nel tempo e vorrei farti alcune domande, ma prima di farle chiederei alla regia di far partire una breve clip di presentazione tua con una sequenza di immagini fotografiche da tornei che tu hai disputato. Prego la regia di mandare in onda la clip.
Eccoci in diretta e dopo questa bella sequenza fotografica di immagini di Alberto a diverse età, insomma, durante diversi tornei, quindi da quando era proprio un bambino, un ragazzo e fino agli ultimi tornei, vediamo di chiedergli appunto quando ha cominciato a fare i primi passi nel gioco degli scacchi e quali sono le primissime esperienze. Sì, io ho iniziato a giocare essenzialmente grazie a mio papà, che è un giocatore di livello nazionale, che ha il titolo di prima nazionale, e grazie al circolo di Belluno, insomma di Trichiana, che è anche il paese dove abito, quindi ho la fortuna di abitare vicino a un circolo di scacchi, e quindi mi ha insegnato prima lui a casa, quindi quando avevo 5-6 anni, e poi ho partecipato ai corsi del circolo e poi ho iniziato a fare i tornei verso 7-8 anni col gruppo che si era anche creato nel circolo, dove c'erano diversi ragazzi che giocavano, e quindi iniziando poi a fare i tornei, insomma, è stato facile proseguire, e quindi da lì sì, insomma, ho continuato. Bene, allora adesso parliamo delle manifestazioni dei tornei a squadre. Pur essendo tu di Belluno, ora sei tesserato con il circolo Club 64 di Modena, mi pare, giusto? Esatto. E società con cui hai giocato anche l'ultimo campionato italiano a squadre. Nell'ultima edizione del CIS, che si è disputata, correggimi se sbaglio, a Montesilvano dal 20 al 26 Corretto. settembre, la squadra del World Trading Club 64 ha giocato nella serie Master, quindi la più prestigiosa, la più importante. Mi pare, come abbiamo accennato all'inizio, che le cose siano andate particolarmente bene per la squadra e per te in particolare. Vorresti dirci qualcosa di questa edizione descrivendo brevemente alcune cose interessanti, quali sono le principali squadre partecipanti, i componenti della tua squadra, l'andamento del torneo e magari qualche aneddoto se ce n'è di simpatico. Sì, certo. Il torneo è sicuramente uno dei più anche interessanti per un giocatore, perché veramente ci giocano tutti i più forti giocatori italiani, e dato che c'è la possibilità di avere in squadra un giocatore straniero, generalmente quel giocatore straniero è molto forte e viene ingaggiato per questo torneo. Ed è quindi molto bello giocarlo, e anche molto importante essendo un campionato italiano, e tra l'altro qualifica anche, le prime squadre si qualificano per giocare il campionato europeo a squadre, ho avuto la fortuna di giocare anche 2 volte. E sì, le principali squadre sono sicuramente la squadra di Padova, obiettivo risarcimento, che ha vinto, mi pare, 10 campionati di Ha fila, vinto tutti. praticamente sì. Quest'anno aveva una squadra leggermente più scarsa, ma aveva chiaramente tutti i grandi maestri, quindi sì, chiaramente era decisamente più forte. E poi c'è un pacchetto di squadre, diciamo, che cercano di rincorrere, tra cui noi, la squadra di Chieti e la squadra di Marostica, direi che sono queste, almeno che mi vengono in mente, le migliori squadre, e anche la squadra di Montebelluna quest'anno sono molto forti, e comunque tutto si gioca su 4 scacchiere. Queste squadre hanno di solito 2, a volte 3 grandi maestri, e poi dei maestri internazionali, qualche maestro profilo, insomma. Quindi la media è sicuramente molto alta, e la mia squadra comunque, per esempio, era formata dal grande maestro Panikas, che è un grande maestro greco sui 2600, quindi tra i primi giocatori al mondo. Poi il grande maestro Stella Andrea, che è un grande maestro italiano. In terza scacchiera, maestro internazionale Ladron, che è spagnolo ma ha una doppia cittadinanza italiana anche, quindi parla anche bene italiano, quindi, diciamo, conta come giocatore italiano. E in quarta c'ero io, e poi in particolare le riserve, perché poi chiaramente la manifestazione si gioca su 9 turni, quindi è anche parecchio impegnativa, soprattutto poi il gioco a squadre è anche abbastanza stressante, chiaramente. Quindi, per esempio, quest'anno avevamo Francesco Seretin, che è un maestro file, ma anche lui della mia età, molto, molto forte, e ha giocato qualche partita anche il candidato maestro Ballotti, che è di Modena.
e poi il capitano è Franchini Gabriele, senza il quale chiaramente non sarebbe possibile fare la squadra in quanto sia capitano sia sponsor essenzialmente della squadra. E sì, quest'anno comunque appunto è andata molto bene, in particolare per me, però direi per tutta la squadra, comunque anche i miei compagni hanno giocato molto bene, siamo riusciti innanzitutto a qualificarci dal girone, perché essenzialmente ci sono due gironi dai quali poi le prime due squadre di ogni girone si qualificano per le semifinali e finali, che abbiamo battuto Marostica e quindi siamo riusciti ad arrivare ai secondi al girone, e poi riuscendo a battere i Chieti in semifinale abbiamo perso poi la semifinale con Padova. Però sì, chiaramente è stato molto bello, e anche come squadra bisogna trovarsi bene con i propri compagni, perché è vero che ognuno gioca solo la propria scacchiera, però comunque se non c'è comunque uno spirito di squadra è difficile andare avanti. Certo. E a proposito proprio della squadra, del circolo, del Club 64 a cui tu appartieni, come ti trovi con i tuoi colleghi al di là, oltre diciamo a questo specifico incontro, questo specifico campionato, e hai sviluppato eventualmente qualche conoscenza o amicizia con qualche compagno di squadra in particolare? Beh, amicizia sicuramente col maestro Piglia Seresin, perché diciamo che lui è uno dei miei amici, sì, dei miei amici più stretti, già questo chiaramente a partire prima del torneo, infatti sono molto contento che sia in squadra con me, insomma. E, mentre con gli altri giocatori sicuramente sì, mi sono trovato molto bene, soprattutto poi nell'arco del torneo dura comunque una settimana, e quindi e soprattutto nei pasti, comunque facendo le riunioni di squadra sicuramente ci si trova parecchio, mentre comunque, però comunque non mi trovo a avere un rapporto troppo stretto. Però per esempio il grande maestro Banicas si è trovato subito molto bene con la squadra, è molto simpatico, e questo magari non è detto per magari un grande maestro straniero che si trova in un gruppo di italiani fondamentalmente, però lui, insomma, anche poi parlando in inglese è stato molto bello comunque conoscerlo, e come squadra sì, ci siamo trovati bene per quello. Ok. E frequenti ancora il circolo di Belluno, il cui presidente, voglio ricordare, è Bart Dennis, cioè il papà di Alberto. E quello di Modena eventualmente anche ogni tanto ci vai, o a parte insomma i tornei? Cosa ci puoi dire? Sì, quello di Belluno lo frequento spesso, ovviamente quando è aperto, però vengono svolti molti tornei, insomma, di solito la domenica, o ho fatto anche qualche corso alle squadre, sia poi ai giocatori che poi partecipano al campionato italiano a squadre, quindi sì, quello lo frequento molto, anche perché appunto conosco molta gente e molti appunto scacchisti che ci vanno, oltre a ovviamente. E, mentre il circolo di Modena no, purtroppo non ho partecipato solo a un paio di tornei che hanno organizzato, ma insomma, con la distanza, e non ho molta occasione di partecipare alle loro manifestazioni, insomma. Ok, bene, adesso vorrei sapere dalla regia, ma in particolare dal moderatore, che questa volta c'è un moderatore nuovo, speciale, ovvero Nicolò Cataluzzo, che abbiamo visto in altre vesti di recente, quando abbiamo presentato il Circolo Salvioli di Venezia. Vorrei sapere da Nicolò se c'è qualche una domanda da parte della chat che possiamo porre al nostro Roberto. Sì, allora ciao a tutti intanto. E c'è una domanda in effetti dalla chat e ci chiedono se e quali sarebbero i tuoi consigli per dei giovani scacchisti su come migliorare, su come quindi continuare la loro carriera di giocatori. Sì, questa è sicuramente la domanda più difficile, perché è anche la più posta decisamente. Sì, comunque ci sono dei consigli che si possono
possono dare. Il primo essenzialmente è quello di giocare tanto, comunque indipendentemente dal livello, anche insomma, ai miei livelli, ma anche a livello di grandmaestro giocare è importante per tenersi allenati, per allenare comunque il calcolo, e poi per quanto uno possa magari studiare a casa comunque con un maestro, insomma la pratica in un torneo è molto più importante, perché alla fine alleni qualsiasi ambito degli scacchi e in più sotto pressione della partita e del tempo dell'avversario. Quindi questo sicuramente, e poi chiaramente però c'è anche l'altra parte importante di studio, comunque di allenamento, e questo può essere fatto sotto tantissime forme, ognuna è importante, l'allenarsi in tattica, avere un maestro di scacchi, fare parte dell'allenamento, studiare l'apertura, insomma. Quindi tutte queste cose chiaramente sono, diciamo, ugualmente importanti. Bisognerebbe cercare, insomma, poi col tempo, insomma, di allenarle un po' tutte. Però sicuramente giocare, allenarsi in tattica, comunque analizzare le proprie partite, anche questo è molto importante. Quindi ci sono tantissime cose, è difficile dire cose in particolare, però sì. Perché gli scacchi alla fine sono troppo... Sì, gli scacchi sono troppo molto, molto variegati, quindi bisogna un po' adattare molte cose. Certo. A questo proposito posso chiederti una cosa io? Certo. Certo. Nel senso che immagino che oltre alla pratica, allo studio, in generale per tante attività che si intraprendono, in particolare gli scacchi, la motivazione sia un motore, no? Una cosa che dà una forte energia e propulsione, tutto quanto. Qual è la tua motivazione? Nel senso, perché giochi a scacchi? Costa molto brutalmente. No, ottima domanda. Vabbè, la motivazione principale è perché mi diverte giocare, questo è molto basilare, ma diciamo che questo è il motivo, perché è nato per divertimento, ma continua a essere essenzialmente un divertimento per me giocare a scacchi, quindi quando non ho voglia oppure sono stanco è molto difficile anche poi mettersi insomma, a giocare a scacchi o allenarsi. Quindi sicuramente il divertimento, e poi sicuramente anche la competizione, chiaramente in un torneo, insomma, all'interno di un torneo ti fanno cercare di vincere, o comunque non mollare, non perdere subito, insomma. Anche il fatto diciamo, di avere una competizione con altri tuoi amici o comunque altre persone che conosci, in termini di risultati o in termini insomma, di punteggio, anche quello, se è una sana competizione, aiuta molto, insomma, a cercare di spingersi a migliorare sempre di più, sicuramente. Ok, e allora adesso passiamo a un intermezzo scacchistico naturalmente, e vorrei che la regia potesse mandare in onda una posizione tratta da una partita di Alberto, che Alberto diciamo ci commenterà brevemente e ci dirà da quale partita è tratta e magari qualche altra informazione, per poi lasciare un attimo di tempo agli spettatori per esaminarla, e magari se c'è un problema, se c'è un aspetto combinativo che verrà posto da Alberto, magari se riescono a trovare la soluzione che poi naturalmente ci sarà presentata da Alberto. Bene, prego allora la regia di dare corso a questa presentazione. Sì, questa è la mia partita contro Angela Grimaldi, una delle migliori giocatrici italiane alla categoria di maestrifide femminile, se non sbaglio. E questa era una posizione presa dalla partita mia del primo turno di Spilimbergo di quest'anno, quindi di qualche mese fa. E sì, parlando della posizione in generale, allora direi che il bianco ha un'ottima posizione, perché ha due alfieri ottimi, controllano molte case e ha una struttura pedonale migliore, in quanto il pedone in C6 in particolare è molto debole, e al momento tra l'altro tocca al bianco ed è in presa, il bianco volendo può catturarlo.
E quindi qui in partita io stavo decidendo essenzialmente cosa fare, se catturare il pedone in C6, se giocare qualche altra mossa, perché lì ero appena messo una torre in D8 cercando di prendere il controllo della colonna D, anche giustamente perché l'alfiere in H5 controlla la casa D1, quindi è difficile per me mettere una torre in D1. E qui, insomma, questa è la posizione. Ci sono chiaramente molte mosse giocabili per il bianco, non è che il bianco ha una mossa e le altre non vanno bene, però c'è una mossa in particolare molto forte in questa posizione che poi mi ha fatto vincere la partita abbastanza velocemente anche. Allora a questo punto lasciamo un attimo la posizione e qualche secondo di riflessione per i nostri spettatori, poi procederemo alla soluzione. Bene Alberto, allora vuoi rivelarci qual è la continuazione e qual è la mossa e la sequenza di mosse che sono state giocate? Sì, diciamo che qui sì, la mia prima intenzione era mangiare del pedone in C6 e questa è una buona opzione per il bianco. Tuttavia, però poi il nero può cambiare la torre in D2, portare l'altra torre in D8 e ha un po' di controgioco per il fatto di avere la torre attiva. E quindi ho cercato insomma, di trovare una mossa migliore e la mossa migliore che poi sono potuto di aver trovato è A5 per il bianco. A5 che attacca l'alfiere essenzialmente. E il vantaggio di fare A5 se il nero fa una mossa, diciamo, una mossa più naturale, cioè immagino sia una mossa più naturale che è alfiere C7, quindi spostando l'alfiere dall'attacco, a questo punto io posso mangiare il pedone in C6 e adesso l'alfiere in B6, che prima era in B6, non è più attivo, ma l'alfiere in C7 e quindi il nero non ha più pezzi attivi e se il nero prova a fare la stessa cosa che ho detto prima, quindi cambiare le torri e portare l'altra verso il centro, a questo punto il mio alfiere va in E3 e il pedone in A7 è molto debole perché l'alfiere non è più in B6 a difenderlo e quindi mentre prima il nero aveva un po' di controgioco, qui la posizione è totalmente vinta perché non solo ho un pedone in più sul lato di donna, ma è molto facile che io ne guadagni un secondo. Quindi la mia avversaria giustamente ha cambiato in D2, ha fatto torre per D2 come intermedia, così almeno mi costringe a spostare, cioè insomma a guadagnare un tempo perché so alfiere per D2, adesso può fare alfiere D4, quindi almeno l'alfiere tiene sempre la stessa diagonale. Il problema è che qui, e questo era il motivo esatto per cui è forte questa continuazione, è che io posso fare A per B6, quindi perdo una qualità momentaneamente. Il problema è che questo pedone, che sembra tra l'altro perso, poi andrà praticamente a donna, perché se il mio avversario torna indietro con la torre, a questo punto mangio addirittura un altro pedone e poi questo pedone è sostenuto dalla mia torre e poi verrà sostenuto anche dall'alfiere che andrà a mangiare in C6 e quindi poi ottengo due pedoni passati e un pedone che va a donna la mossa dopo. Un'altra cosa che era importante vedere nella partita è che il nero può anche giocare torre di uno scacco al posto di tornare dietro con la torre. A questo punto io avrei cambiato chiaramente le torri e poi qui non mi conviene mangiare in A7 perché il mio avversario aveva
torre 8 e il pedone poi facilmente lo perdevo, ma era più conveniente fare B7 in questo caso, per poi fare con l'idea di fare alfiere 5 e promuovere il pedone. Quindi anche queste diciamo che l'idea era bella, comunque sacrificare la qualità, però era molto importante calcolarla bene, perché con così poche mosse, con così pochi pezzi, soprattutto sulle scacchiere restanti, era difficile, cioè era facile sbagliare, magari calcolare male e vanificare un'ottima posizione, magari rischiando anche di perdere, perché essenzialmente la qualità era, sì, l'avevo persa essenzialmente. L'avversario comunque ha visto queste varianti, ha deciso in partita di fare torre D5, che è un ultimo tentativo, diciamo, disperato. Io a questo punto ho ripreso la qualità. È vero che adesso la posizione è alfieri contrari, che è notoriamente un finale tendente alla patta, però a questo punto ho mangiato in A7 e ho tutti i pedoni passati che poi mi garantiscono la vittoria essenzialmente, perché basta che li spingo e uno e due andrà a donne essenzialmente. Eh sì, sono molto avanzati e quindi è ben difficile riuscire a contenerli. Sì, comunque era importante, non subito avevo trovato questa idea e non subito l'avevo calcolata bene, ed poi essendo un primo turno uno magari viene da un periodo dove non gioca, quindi al primo turno ha anche un po' il calcolo non è ancora ben allenato, e quindi è importante vincere il primo turno, soprattutto se uno dovrebbe essere più forte del proprio avversario, almeno in termini di elo, quindi sono rimasto contento comunque di essere riuscito a trovare questa combinazione. Certo, certo. Bene, allora ritorniamo a qualche domanda e volevo chiederti quale torneo o quale partita ti ha dato più soddisfazione nella tua carriera, se ce n'è una o un torneo in particolare di cui sei stato molto soddisfatto. Beh sì, ce ne sono diversi, decisamente. Una partita che adesso mi viene in mente è quella che, vabbè, è una mia vittoria, perché appunto, insomma, certo, si ricordano più volentieri quelle. Decisamente, almeno tra i ricordi migliori, è la vittoria contro il grande maestro Pierluigi Basso nel campionato italiano assoluto del 2018, perché essenzialmente è stata la mia prima vittoria in una finale del campionato italiano, ed è arrivata, mi pare, al 10° turno, dopo che avevo iniziato male il torneo mezzo su 4, anche in partite che avrei potuto fare di più, e poi per fortuna nei successivi turni sono riuscito comunque a simulare diverse partite anche con i grandi maestri, e poi alla fine finalmente sono riuscito a vincere una partita quel turno lì, poi concludendo anche con un buon punteggio, mi pare di 4,5 su 11, che insomma, considerando che io ero l'ultimo del torneo e tutti gli altri erano grandi maestri, almeno sono rimasto molto contento di quella vittoria. Mentre di tornei, diciamo, più soddisfacenti, probabilmente solo due. Uno è quello del campionato italiano a squadre, che avevamo parlato prima, perché ho fatto 7,5 su 8, che è un risultato molto più delle mie aspettative. E poi un altro che avevo, la mia, mi pare, prima norma da messa internazionale al torneo di Trieste, mi pare 2017, perché avevo un elo poco superiore al 2200 e sono riuscito poi, soprattutto nei turni finali, a battere anche maestri internazionali e riuscire a conquistare la mia prima norma di maestro internazionale, che bisogna performare sui 2450, quindi anche lì era molto inaspettato, perché il torneo prima in particolare avevo perso 40 punti, una cosa di questo genere, quindi riuscire poi a riguadagnarli con gli interessi è stato molto non è facile. Va bene, veniamo allora ad una domanda un po', diciamo, della tua carriera non scacchistica. So che dopo le scuole superiori ti sei iscritto alla facoltà di economia di Trento, mi pare alla, diciamo, facoltà di amministrazione e gestione aziendale, se non sbaglio.
Ci vuoi dire qualcosa sul tuo percorso universitario, di come ti sei trovato a Trento e se hai terminato o stai per terminare il ciclo di studi? Sì, esatto. Sì, io insomma, sono un laureando dell'Università di Trento, infatti mi sto per laureare in teoria se insomma, la documentazione burocratica va tutto bene, insomma, tra un paio di settimane. Bene. Cosa? Sì, sì, no, Ah, sì, ottimo, sì, sei sì. proprio alla fine. Sì, esatto, ho finito tutte le cose che dovevo fare e sì, sicuramente no, sono molto contento insomma, del mio percorso accademico che poi continuerà con una magistrale prossimo anno ancora da vedere cosa. Però sì, comunque sono molto contento sia dei miei studi sia di aver potuto continuare gli scacchi. Chiaramente in alcuni periodi ho dovuto un po' privilegiare insomma, gli studi universitari, in particolare nel periodo di esami, ma in generale comunque ho sempre avuto tempo anche di giocare a scacchi, quindi sì, sono molto Certo. soddisfatto. Certo, e quindi ci hai già detto che continuerai con la magistrale e il tuo percorso di studi e adesso come adesso hai in mente magari se tra i tuoi obiettivi c'è quello di proseguire nell'ambito diciamo di vita lavorativa nel mondo aziendale, nel mondo economico o come professionista del gioco degli scacchi? Magari poi ne cambierai idea, ma adesso come adesso Sì, c'hai una... sì, adesso l'idea è quella di proseguire il mondo economico, insomma, di poi laurearmi a livello magistrale e poi iniziare a lavorare insomma, in azienda o sì, dove insomma, riesco a trovare lavoro. Chiaramente gli scacchi sì, sarà un dispiacere, insomma, però magari avrò comunque tempo di giocare o anche di insegnare, per esempio, comunque fare delle lezioni di scacchi. Però sì, quella è l'idea. di coniugare insomma, i tuoi insomma, due interessi principali. E vediamo un attimo se dalla chat c'è qualche ulteriore domanda per Alberto. Nicolò? Nicolò, non ti sentiamo. Mi sentite? Sì? Ora? Sì? Bene. Volevo chiederti, visto che venerdì questo ci sarà la prima partita del match Carlsen-Nepomniachtchi, se lo seguirai e se hai non dei pronostici, ma nel senso qualche idea al riguardo che vuoi condividere. Beh, sì, sicuramente lo seguirò con molto interesse perché il match mondiale è sicuramente l'evento più interessante anche per tutta una serie di motivi, per tutta la preparazione che c'è dietro, per tutta la tensione e l'importanza che ha. E come pronostico, a me piace Carlsen in generale, quindi in generale diciamo, tifo per lui, anche se niente insomma, non ho un forte interesse, però comunque, e penso comunque sia anche favorito, come ogni match, però come abbiamo visto negli ultimi due sicuramente non è mai facile vincere contro un avversario comunque molto preparato, che ha molta motivazione e chiaramente è molto forte, quindi anche se questo qui secondo me sarà un match molto teso, penso che Carlsen possa comunque vincerlo anche nella parte classica, quindi nelle partite a tempo lungo e non vincerlo agli spareggi come i precedenti due, però sicuramente in particolare un avversario come Nepomniachtchi che è sicuramente uno che non ha paura di provare a vincere con Carlsen e quindi sicuramente sarà molto interessante vedere come si affronteranno. Ok, ti faccio io una domanda così che mi è venuta adesso spontanea, ma tu giochi mai su online i giochi Blitz o addirittura velocissimi, quelli Bullet che vanno molto, attraversano molto recentemente da 2 minuti a 1 minuto, addirittura 30 secondi. Sì, sì, no, io gioco spesso, no, negli anni ho sempre giocato tanto Blitz soprattutto, anche così, sia per divertimento ma anche per allenamento, comunque è una buona forma di allenamento, comunque tenere
si allena comunque, insomma, il colpo d'occhio, comunque il calcolo, la tattica, insomma. Quindi sicuramente giocare a blitz può aiutare se fatto insomma, non eccessivamente. Sì, bullet anche spesso mi trovo a giocarlo, quello lì più per divertimento, insomma. Però sì, comunque gioco spesso online, di solito ogni giorno, mezz'ora, un'ora, qualche partita la faccio volentieri, insomma. Io ho provato a giocare a Bullet, ma devo confessarti che per me forse sono un po' anziano, ma è molto complicato, è molto difficile, cioè, anzi, verrò a prendere ripetizioni da te, perché veramente non riesco a ottenere, cioè, ottengo risultati molto inferiori rispetto a quelli che ottengo in partite normali, forse perché è proprio un mondo che richiede una preparazione a sé, insomma, Sì, ecco. diciamo che ci vuole molto allenamento per quella specifica cosa, soprattutto quando si ha 10 secondi a testa, diciamo che gli scacchi c'entrano relativamente a quel punto, diciamo, più l'abilità di far scadere il tempo all'avversario, chiaramente è totalmente un divertimento, però sì, è Cioè, divertente. è divertente. Oppure uno si arrabbia quando Sì, anche quello è un rischio sicuramente. Vabbè, allora veniamo alle ultime domande di questa incontro, di questa intervista. E così, qualche suggerimento che daresti magari al Comitato Regionale Veneto Scacchi per migliorare il livello di gioco, magari proprio dei più giovani dal punto di vista qualitativo e o quantitativo? Non è una domanda semplice, ma insomma, No, magari sicuramente. Beh, ti può dire qualcosa. tanto partire dal presupposto che comunque il Comitato Veneto, insomma, è uno dei migliori, almeno da come ho visto, insomma, in Italia, e sicuramente non è un caso che molti giocatori di livello, insomma, internazionale italiani siano veneti o comunque abbiano giocato in Veneto. E quindi sicuramente il fatto di avere un costante numero di tornei durante l'anno, questo aiuta sicuramente tantissimo per giocare, puoi giocare anche tornei forti, in particolare quelli a tempo lungo, ma anche comunque i Grand Prix che si svolgono, quelli diciamo da un giorno. Io ho fatto per molto tempo quelli e poi quelli tornei a tempo lungo, quindi questo sicuramente, se si riesce, cioè, a proporre sempre nuovi tornei, è la cosa migliore. Poi una cosa sicuramente che magari si potrebbe fare, chiaramente anche dipende dalle disponibilità economiche, è cercare magari di prendere i migliori giovani, in particolare se si parla di ragazzi promettenti, e magari aiutarli con la questione degli allenatori, magari pagando una parte del compenso all'allenatore, o magari pagando dei tornei molto forti all'estero anche. Quindi sicuramente un supporto economico, questo aiuta, però è difficile da fare, insomma, Certo. dipende molto. Ok, mi resta un'ultima domanda, Alberto. C'è qualcuno tra i giocatori, allenatori, persone a cui sei riconoscente in particolare e che vorresti ringraziare? Beh, sicuramente Il corso statistico? sì, beh, molte persone ovviamente a cui sono riconoscente, beh, in particolare a partire dai miei genitori ovviamente, che comunque oltre alla spinta psicologica, insomma, di motivazione nel corso degli anni, sempre cercando di portarmi al gioco degli scacchi e supportarmi anche quando sì, insomma, era impegnativo giocare, seguire le lezioni a scuola, eccetera. Ma anche dal punto di vista economico, perché soprattutto insomma, i primi anni facendo molti tornei, insomma, è una bella spesa fare i tornei a tempo lungo. Poi sicuramente tutti i miei insegnanti e l'allora presidente del circolo Giovanni Lorusso, ma anche i miei primi insegnanti di scacchi, e poi anche quelli che sono venuti dopo al di fuori del circolo. E quindi ci sono sicuramente moltissime persone che hanno contribuito alla mia crescita scacchistica, anche i miei amici, che secondo me è una cosa importante. Comunque quando uno poi inizia a giocare i tornei a tempo lungo, avere un bel gruppo di amici
coetanei, insomma, con cui poi ci si confronta, ci si trova e soprattutto poi si può andare ai tornei assieme quando si è un attimo più grandi, e questo secondo me aiuta tanto piuttosto che giocare poi da soli essenzialmente. Assolutamente. Il più importante è quello. Bene, allora Alberto, ti ringraziamo per questo incontro, per questa intervista e naturalmente ringrazio tutti coloro che hanno partecipato per la realizzazione di questa puntata ed in particolare a chi operativamente ha permesso la messa in onda di questa trasmissione e del nostro nuovo moderatore Nicolò e del regista Dario Belinato. Ricordo che questa, come ho detto all'inizio, è l'ultima puntata del mese di novembre e che terzultima per quest'anno, e che ci ritroveremo nel mese di dicembre con le ultime 2 puntate che saranno dedicate una alla presentazione di un circolo scacchistico del Veneto, l'associazione dilettantistica Scacchi Benici, ed un'altra avremo ancora una puntata con un maestro, con un forte maestro internazionale che nasce in Veneto e adesso si è spostato a Milano, e lasciamo di pensare chi è, e quindi lascio un po' di sorpresa per la puntata. Grazie a tutti, buona serata. Grazie mille.